Igor Ghedina, il presidente dello Sci Club Cortina, che è l'organizzatore di questo evento. Per la prima volta a Cortina, dopo tantissimi anni, lo sci d'erba è rientrato e ricomincia la propria attività. La propria attività incomincia incredibilmente, niente poco di meno, con una gara di Coppa del Mondo. Quindi dopo le grandissime gare che sono state svolte la scorsa stagione invernale per quanto riguarda la discesa libera femminile e il supergigante femminile di Coppa del Mondo appunto delle donne, incominciamo e dopo aver fatto le finali di campionati italiani assoluti sempre sulla pista delle Tofane, alle pendii dello stesso Tofane incominciamo anche questa nuova esperienza per quanto riguarda lo sci d'erba. Lo sci d'erba è un'attività che viene praticata con degli sci particolarissimi, con dei rulli e che danno la possibilità agli atleti di fare le stesse curve e le stesse specialità che ci sono nello sci alpino. Incominciamo con il primo apripista che ci dà la possibilità di capire a Socrepes come l'erba e come stanno scendendo. Vediamo un attimino, è arrivato il primo apripista. Ecco, ormai siamo pronti a partire con la prima atleta, Hirschofer Ingrid, Austria. Eh, Vediamo che siamo tutti pronti. L'austriaca 1963, quindi una atleta che ha già una grande esperienza per questo tipo di sport, ma che continua a correre sul tracciati erbosi. Ricordo che la pista che è stata preparata per la gara di slalom speciale è la parte finale di Socrepes. Socrepes è la zona che è subito sotto alle Tofane, vedete l'immagine dietro di noi, e che dà la possibilità a tutti gli atleti durante l'inverno di scendere su queste fantastiche piste, e durante l'estate la società ISTA, gestore di tutto l'impianto, oltre allo sci d'erba, dà la possibilità da quest'anno di fare anche un'attività con le mountain bike, discesa di mountain bike, che quindi ci dà la possibilità di fare sport estremo durante tutta l'estate. Allora, siamo quasi pronti, qualche secondo per partire e poi incominciamo questa diretta. Scusa, ecco, La prima concorrente, la Hirschofer Ingrid, Austria, ecco che affronta le prime porte con sicurezza. Adesso sulla doppia, piccolo svarione, ma si recupera bene. ferma un attimo. Allora, o ti metto in diretta,
che faccio lo streaming televisivo, lo ascolti, così ti faccio due cose. No, velocissimo, se no devi aspettare, ti richiamo io fra 20 minuti tra Sì, una mancia e l'altra. ecco che taglia il traguardo Ok. con il tempo di 40 e 41, essendo Va prima bene, va non bene, abbiamo ok. ancora dei Ciao. riferimenti perché gli Sì, apripista va bene, d'accordo, ciao. avevano il tempo oscurato dal regolamento. Comunque, e intanto partita la numero 2, la Gerlach, sempre dall'Austria, vediamo. Ecco, È uscita la Gerlach. Allora andiamo con la numero 3. Mazzoncini Margherita. No, no, no. C'è qualcosa che... Allora siamo con l'intertempo della Gerlach. L'inquadratura però è sulla nostra Margherita Mazzoncini, la numero 3. Intanto vediamo se la Gerlach niente, sembra è proprio fuori. Sì. Purtroppo era la prima del ranking di Coppa del Mondo. Intanto è partita la nostra azzurra, la Mazzoncini, vediamo come si comporta. Bene, adesso affronta la doppia. Il tracciato sembra molto filante e vediamo su queste porte più angolate c'è anche un discreto pubblico qui a Socrepes. È sicuramente un qualcosa di diverso, di difficile da farsi perché gli sci non devono essere sempre paralleli. Italia al secondo posto la nostra Margherita Con 38,05. 38,05. Numero 4, Vesla Alena, Cecoslovacchia, Cechia. La Vesela anche la danno molto quotata, vediamo come si comporterà oggi. Intanto Igor, mi sa che dobbiamo fare una correzione perché la Gerlach a questo punto è prima. Forse essendo non avevamo le immagini non siamo riusciti a commentare, ma la classifica per adesso è Gerlach, Mazzoncini e Hirschofer. Adesso invece siamo sulla cecoslovacca Vesela. Anche lei sta facendo un ottimo risultato, vedo che gli sci corrono sempre in maniera perfetta, vediamola prendere le porte più angolate di tutto il tracciato, eccole che sta proseguendo in maniera ottima credo. Sì, come dicevi tu Igor, qualcosa di nuovo per Cortina, comunque è pur sempre una gara di Coppa del Mondo, mentre la Vesela arriva terza, quindi la nostra azzurra rimane ancora al secondo posto. Qualcosa di nuovo che comunque impegna tanti volontari e tante persone che ci hanno dato una mano anche come Sci Club Cortina per organizzare questa manifestazione. Allora, intanto in pista c'è la Frikova Nicola, Slovacchia, sì. 2001, ragazza giovane che sta affrontando anche lei con sicurezza queste porte. Eccola che sta già tagliando. È quarta. È quarta, 39,46. Benissimo. Andiamo avanti, la numero 6, Ketnerova Adela. Ecco che ci ripropone la classifica con prima la Gerlach, seconda la Mazzoncini, terza la Vesela, quarta la Frikova e quinta la Hirschofer per ora. Questa è la situazione. Eccola in partenza. Ecco, Adela dalla Cechia di nuovo. Allora, questa prima manche, ricordiamo che ci sono 14 atlete, donne, e invece ci sono 37 maschi. Comunque sono i più forti atleti di Coppa del Mondo che si cimentano in questa specialità dello slalom speciale in sci d'erba. Oggi una giornata veramente splendida qui a Cortina d'Ampezzo. La pista di Socrepes fa parte del comprensorio dell'Ista, mentre attenzione la Ketnerova scalza la nostra Mazzoncini dal secondo posto e quindi adesso toccherà alla Manzoni Antonella
col numero 7 vedere di riportare i nostri colori. Ragazza del 1980, con un risultato punteggio FIS molto Vediamola basso sulla... perché è la quarta in assoluto, quindi diciamo un ottimo atleta che sta spingendo in maniera Sì. importante, si vede proprio che sta spingendo sulle code di questi sci che sono decisamente difficili da usare, fanno un rumore, però almeno si sentono arrivare assolutamente, è una cosa benissimo anche le ultime Molto porte, bene, eccola che sta vediamo. arrivando, E e quinta. quinta Bene. 3902. Bene, allora raccontavamo appunto che Cortina oggi ospita questo evento a livello mondiale, è la prima volta che lo fa, ecco la Krugler è austriaca, decisamente impegnata anche lei a spingere, lei Ha una... perso un bastoncino nel Ah, ecco, frattempo, vediamo come si può sciare anche con un solo però bastoncino, si decisamente vede più in difficile, difficoltà, sì. anche perché i pali sono quelli da slalom e prenderli sulle mani è decisamente impegnativo. Forza che sta proseguendo. La vediamo, sì, cercare di fare il possibile, soprattutto sulle curve Wow, blu. eccola che sta per un pelo, è riuscita a Rimane stare in dentro. piedi, bravissima comunque. Anche lei è È arrivata ottava in ottava. questo momento. Ha preso anche una botta effettivamente Sì, sulla mano, si vede che si tocca l'avambraccio, mentre riparte la nostra Ferrighetto Monica, eccola qua, un atleta sicuramente più giovane. 99. Ricordiamo Vediamo. che la gara è stata organizzata dallo Sci Club Cortina in collaborazione col Centro Federale di Tambre, che è il centro per l'Italia per quanto riguarda lo sci d'erba. Berto Sommavilla è il responsabile e Fausto Cerentin, ex atleta di Coppa del Mondo, nonché mondiali, vincitore di mondiali della Coppa del Mondo, è il nostro referente, e eccolo arrivare la Ferighetto con 39,88, è arrivata settima. È uno spettacolo vedere Cortina con una giornata così. Intanto parte la Millesi Federica, sempre dell'Italia, un 2002, e siamo in procinto di vederla sulla doppia, anche lei con impegno e voglia di dare il massimo per questa gara, quindi vediamo il risultato, leggermente più bassa di busto rispetto alle altre, un po' compressa, però gli sci stanno girando in maniera notevole. Con questo caldo viene da fare anche un pensiero che lo sci d'erba È decisamente una... potrebbe prendere piede sempre di più. Ok, Andiamo sulla Dravsnokla Vanessa, della Slovacchia. Slovacchia. Abbiamo 7 nazioni rappresentate in questa Coppa del Mondo, oltre all'Italia, l'Austria, la Svizzera, la Svezia, la Slovacchia, la Cecchia e ancora la Germania, mentre si apprestano le ultime concorrenti della prima manche femminile di questo slalom speciale. Ricordiamo che come tutte le gare di Coppa del Mondo, le prime vengono estratte per i migliori punteggi e man mano scendono e arrivano fino ai punteggi più bassi. È arrivata undicesima la Dravsovska, 42,37, e è Parte la partita Bila Bila Martina. Martina, Cechia. Anche lei è un 2002, Sì, quindi queste una delle più atlete, giovani, sì, assieme a quella alla ragazza precedente. si Vediamo vede un che... po' più di incertezza in effetti su queste atlete nell'affrontare, nel lasciar correre, Beh, soprattutto nei piani. vedere lo sci d'erba come lo stanno facendo loro e magari provarlo credo sia una cosa molto molto Ha diversa. Ha saltato saltato una la vela. porta, peccato. Forse non ha fatto una perfetta ricognizione, d'altronde non ci sono troppi segni sul tracciato, visto che l'erba viene mantenuta in maniera perfetta. Da Giacobini, Giacobini, dall'Austria. Lisa, Austria,
la penultima a partire delle ragazze. Come vedete il terreno è perfettamente integro, Non servono i lisciatori. Lisciatori non servono, servirà forse i rastrellatori per togliere quel po' di erba che viene consumata durante la gara. Bel recupero. Eccolo, non ce la fa per... stare dentro, peccato Anche per la lei Giacobini. tradita dalla stessa porta che l'aveva fatto uscire la B, la Martina. E siamo pronti con l'ultima atleta. Milesi Chiara, Italia. Partenza un po' indecisa per la nostra giovane. 1998. Ecco che si sta riprendendo. Eccola sulla doppia. Un po' sulle code, sembra. Si vede che la tecnica è un po' diversa, le incertezze ci sono, sta probabilmente imparando lo sci perché è decisamente una cosa non facile da farsi, anche perché è vero, abbiamo un'estate lunga da preparare, però è anche un'estate, è un po' difficile sì, allenarsi d'inverno. Recupera e chiude 14esima. 14esima. Bene. Allora, archiviata la prima manche di slalom femminile, ma vedo già subito i preparativi per far partire col numero 21 il primo dei ragazzi, che è Edoardo Frau. Sì, raccontiamoci intanto due cose, così raccontiamo un po' quello che è Cortina. Cortina, giornate incredibili, luce, sole, caldo, giornate da poter camminare, da far gite, da andare in bicicletta, da fare qualunque cosa. Arrampicare. Venire a vedere le gare, le piste dei mondiali, Esatto. le piste che non solo porteranno a casa i mondiali, ma che oggi, con la prossima stagione invernale, incominceremo con la finale di, con le finali di Coppa del Mondo. Coppa del Ricordiamo Mondo quello che sarà l'evento clou per la prossima stagione invernale. Sì, nel 2020, come ricordava giustamente Igor, avremo le World Cup Finals, un evento importante, i primi 30 di ogni specialità qui sulle piste per contendersi la famosa Globo di Cristallo. E quindi un evento importantissimo, un test event di grande rilievo per poi quello che saranno i mondiali del 2021. Sicuramente molto impegnativo perché tutto compresso in una settimana, e quindi contiamo su una buona riuscita, un buon successo di pubblico. Cortina 2021 aspetta a braccia aperte le persone che vorranno venire a vedere questo evento così importante, quindi mi raccomando venite il più possibile, e vi ricordiamo che comunque Cortina 2021 avrà bisogno di avere ancora più volontari. Siamo sempre alla ricerca. Intanto è partito subito il numero 21, Frau Edoardo, Italia. È il primo italiano, ecco, guarda qua la differenza, si vede a occhio nudo la differenza tra gli uomini e le donne, come nello sci alpino, anche nello sci d'erba, guardate con che forza sta spingendo. Vediamo anche a livello di tempi che già come intertempo siamo nettamente più bassi. C'è da fare. Una bellissima prestazione fino a questo momento del nostro Edoardo, che taglia con 33,25, un buon tempo sicuramente. È già partito Gritti e Lorenzo Dante Marco, questo è l'atleta di Coppa del Mondo con il pettorale come migliore. Sì. In questo momento è il più forte, si vede che sta spingendo, però addirittura sta pattinando, cosa che mi sembra difficilissimo da poter fare. Intertempo infatti è sotto di qualche centesimo. Ecco, guardate come spingono a solcare. Non si possono chiamare spigoli, ma eccolo, 33,09, primo.
passa davanti il leader di Coppa del Mondo. Portman Stefan, Svizzera. Gritti è primo e E Frau secondo. Adesso vediamo lo svizzero. Oh, lo svizzero che subito perde, svariona e è fuori. perde un Sì. bastone. Perde un bastone. Va nel fairway, Va come direbbero i golfisti. I giocatori di golf dicono Sì. che finiscono nel fairway, quindi purtroppo è saltato. Numero 24, Weppi Mirko, Svizzera. Ecco che anche lui si carica per questa partenza, la partenza molto spinta degli uomini. E soprattutto guardate l'altezza del cancelletto e con che forza Sì, escono dal cancelletto. Se con lo sci alpino partissero così alti, probabilmente volerebbero via. volerebbero via. Eh Eh, sì, dà proprio come una carica alle rotelle. eh, Credo che non Webby, abbiano ancora inventato il motore elettrico da spingere sotto i cingoli, però chissà. probabilmente ci arriveremo per qualche gara di sci alpinismo d'erba in salita. Perfetta anche nella sua tecnica, sta piegando in maniera forte. Questo svizzero ci sta dando dentro. Vediamo come conclude. Ecco, Terzo, di Mirko che è pochissimi arrivato centesimi. 33-28. Bene, Ecco il delegato tecnico della FIS, numero 25, Bart Bartak Martin, Martin. Cecoslovacchia. Un attimo. Un ringraziamento va anche ai Anche questo al nostri pettorale, cronometristi di Cortina che ci assistono sempre nelle varie anche, competizioni. anche Martin ha il pettorale di miglior, dovrebbe essere il miglior Rosso, miglior giovane, aspirante, sì, giovane può sì. darsi, sì. Ogni tanto ci perdiamo perché dobbiamo anche imparare bene quello che è lo sci d'erba. Sapete che è un'attività che in Italia si fa in maniera molto molto ridotta. Eccolo partito Martin, il ceco. Sì, e soprattutto per noi è una prima esperienza. Quindi accettiamo Eccolo, qualunque consiglio e scriveteci sul sito dello Sci Club, su Facebook sciclubcortina.it. Attendiamo qualunque commento e vediamo un po' di vedere quello che ci riusciremo a trasmettere. Vi ricordiamo che domani sarà ripetuta la stessa manifestazione. Eccolo arrivare, chiude quarto con 33,65. Siamo già al partenza del numero 26, il Angerer Hannes, Austria. Angerer Hanser del 1994. certo che grande passione anche di questi ragazzi che col caldo, sicuramente in condizioni non semplici, vengono a affrontare queste gare, mentre Eccolo, conclude secondo, mamma mia, però ha 30, recuperato alla fine. 33-21, complimenti, ha fatto una Sì, grandissima prova e quindi proseguiamo con il numero 27, sì. Dominic. Dominic, Svizzera. Ormai vedo che il, il sistema e i cronometristi il cronocortina stanno facendo il loro perfetto lavoro perché questa manifestazione prosegua in maniera perfetta. I pali tengono il terreno, Sì, non salgono, le viti che sono state piantate sono ben fisse, i pali sono quelli di Coppa del Mondo di per lo sci, sci alpino. esatto. Eccolo che chiude Vediamo con lo il svizzero. 34 e 28 per Dominic Sembra Sen. che agli svizzeri non porti particolarmente bene questo 28, numero tracciato. 28, Vediamo il Knapp tedesco. Marcel, Germania. Benissimo anche qui.
Eccolo sul pianoro. Si vede la tecnica di spinta Sì. proprio all'uscita di ogni porta, vediamo che spinge con I il ragazzi bacino. stanno segnando un po' più la pista, Igor, a differenza delle ragazze, vediamo che inizia a scavarsi qualche solco marrone mentre Knapp conclude sesto. Con 34 e 21 e siamo già all'austriaco Philipp Philipp Schwander, van der, ecco, chiamiamolo Philip per non... per semplicità. E diciamo anche due parole su questa cosa molto particolare che fanno gli atleti non appena finita la loro manche, vanno subito a sciacquare gli sci. Ai ai È ai, uscito, è è uscito saltato. Philip. Sì, è una cosa completamente diversa rispetto appunto allo sci alpino. Niente sciolina, Niente sciolina, ma ma ben d'acqua. acqua saponata e gran forza di gomito. Ok, Esatto. e con il numero 30, Makt Vakal, Cecchia. Non vediamo il tempo in sovraimpressione, però vediamo che sta comunque spingendo al meglio. Direi che anche Anche Macat sta impegnato. facendo il suo bel lavoro, lo vediamo un pelino seduto sulle code, se possiamo chiamarle code, o sui rulli, eccolo chiudere, Non c'è riscontro non c'è riscontro cronometrico per ora. cronometrico, però Mentre Igor ci arrivano dai nostri follower. Ah, ecco, però è nono con no, 35,68. Dai nostri follower sui siti, sui social ci arriva una segnalazione che Pettorale Verde, Gritti Lorenzo, sì, che attualmente penso sia il testa, in testa, è leader di certo, specialità, mentre il Pettorale Rosso, che sì, era lo svizzero, sì, è no, leader di coppa. ah, ok. Quindi questa è la differenza. Bene, allora Grazie per la grazie, siamo segnalazione. con Guerrini Pietro che sta già chiudendo e arriva sesto a 33,94. Numero 32, Zamboni Filippo, Italia, 2001. Siamo quasi pronti a vederlo partire, eccolo in partenza. Come tutte le gare di Coppa del Mondo partono solo i più forti, quindi sicuramente c'è che partenza a razzo! Zamboni Filippo Che grinta in ha partenza. Sì, veramente... adesso lo vediamo subito come affronta la doppia, che comunque è abbastanza insidiosa, ma lui la passa senza problemi. Eccolo che va nel piano e anche qui, come abbiamo già notato prima, la spinta che provano a dare con l'esterno. Eccolo sulle porte angolate, qualche minimo sbavatura, ma sta sembra che Zamboni stia facendo un'ottima manche, infatti chiude sesto. con 33,94. Ecco, la diversità di tutti gli sci, dello sci d'erba è proprio questa, che per fermarsi devono risalire, perché non hanno i freni e non possono mettersi sugli spigoli. Bene, il numero 33, Saviani Un altro Davide, azzurro. altro azzurro del 1998. La pattuglia italiana era abbastanza nutrita per questa gara, forse perché si giocava in casa e quindi hanno sentito il richiamo de- Anche perché vorrebbero proprio venire a provare le piste di Coppa del Mondo. Ecco Saviane che sta ancora scendendo, i segni sulla pista sono perfetti, non c'è bisogno di lisciature, solo di qualche rastrellamento. È arrivato Saviane decimo. 30... Allora, bene. Facchin Ancora Jacopo un in azzurro. partenza.
Ricordiamo che sullo stesso tracciato durante l'estate ci sarà la possibilità di scendere con le bici da mountain bike, e chi non le possiede può tranquillamente venire a prendersele qui alla partenza di Socrepes, dove vengono noleggiate per avere il divertimento di scendere su un prato perfettamente organizzato. Allora, intanto Jacopo sta... Oh, Ai no, ai ai ai, scivola. peccato, Niente. niente da fare. Intanto Igor, volevo dire come è cresciuto il pubblico in questi momenti. Sì, Si vede diverse persone lungo il tracciato, ma molto bello. è una cosa nuova, sicuramente bisognava provarci, è bello provarci con una prova di Coppa del Mondo, e quindi siamo felici. Il numero 35, Buio Daniele. Ricordiamo il grande aiuto che lo Sci Club ha attraverso il comune di Cortina, che ha deciso di sponsorizzare e coprire comunque la parte della Coppa del Mondo, soprattutto la ISTA, gestore dell'impianto, che ci ha dato la possibilità di bucare tutto il terreno in maniera di poter fare al meglio la cosa, e soprattutto Cortina 2021, che è l'organizzatore degli eventi di Coppa del Mondo e dei mondiali. Eccolo arrivare Daniele con 35 e 56, dodicesimo. Eh sì, da questo momento i tempi, ho la sensazione, stanno Eh, iniziando a alzarsi un po', forse partono gli atleti meno pelino. esperti. Ecco il cecco Makum Filip, vediamolo scendere. Comunque buona la sua azione, adesso entra nella doppia. Benissimo, proseguiamo. Bene, bene, bene. Eccolo nel piano. Bellissime anche queste riprese streaming, ormai non hanno niente a che invidiare, eh? Sì, direi proprio di sì. Credo che sia la prima volta che lo sci d'erba sia in diretto, Trasmesso in per cui diretta, sì. allora intanto facciamo i buoni complimenti a Filippo, che è arrivato decimo e è partito Schiavetti. Schiavetti Nicolò, Italia. Ecco che arrivano qui davanti alla nostra postazione altro pubblico, coi bambini, chi approfitta per venire a farsi una gita, magari mangiare due panini al sole. Ecco che intanto Schiavetti affronta le porte più angolate sul pendio e si appresta a concludere con 35-62, Quattordicesimo, 14esimo. ma non niente male, molto bene. Ecco in partenza Masar Adam, Slovacchia. Allora, acqua e sapone per correre, per far pulire dopo gli sci in maniera che siano perfetti per la seconda manche. Ogni atleta si deve, non ha lo skiman, da quello che mi sembra di aver capito, se lo deve gestire in Sì. maniera totale, e quindi devono poi finire l'attività. Le Sono protezioni sono... proprio tipo dei cingoli, vedevo prima questi sci più che delle rotelle, Ecco come arrivare Masar, pensavo. che è arrivato decimo con 34,41. La gara sta proseguendo, adesso Schillogger Roland, Austria. Anche l'austriaco si cimenta sul tracciato. Vediamolo scendere in maniera perfetta. Anche lui cerca di spingere un po' sulla parte posteriore del cingolo. Chissà se i nostri atleti, quelli di Coppa del Mondo di sci estivo invernale, hanno mai fatto un'attività del genere. Eccolo. bisognerebbe chiederglielo quando verranno per le finali di Coppa. Bene, è arrivato quattordicesimo e in partenza Arrigoni Mattia, l'altro italiano con una perfetta spinta. Che poi Igor, quest'anno abbiamo avuto anche i campionati italiani, Sì, dopo molti anni a Cortina. C'era un caldo che veramente
quasi quasi ci toccava usare gli sci d'erba anche Sì. per i campionati italiani, ma Su, gli uomini di pista hanno saputo fare un grande lavoro con barrature, sale e quant'altro per rendere il tracciato perfetto. Eccolo arrivare intanto Arrigoni, chiude con 35,07 quattordicesimo. Altro italiano in partenza, Rottigini Fabrizio, 86. 1986. Un saluto anche al nostro speaker ufficiale Antonio Colli che sta commentando in diretta per il pubblico. E Andiamo avanti con la trasmissione. Ok, vedo che Fabrizio sta prendendo la doppia e prosegue perfettamente sul tracciato. Vi ricordo che la seconda manche sarà alle ore 13, quindi il tempo per togliere i pali, cosa che è decisamente più pesante, visto che bisognerà svitarne uno a uno, ritracciare e poi eccolo, 19esimo. 19esimo. Fabrizio è arrivato 19 con 36 e 37. Il numero 42, Köhlerg Jonas, Germania. Andiamo avanti. La gara prosegue senza grandi sorprese, direi a livello di pronostico gli atleti hanno rispettato grosso modo quello che è l'attuale classifica. A prima sensazione sembra che comunque il tracciato sia abbastanza filante, visto Sì, che pochi sono usciti dal tracciato e quindi tutti stanno facendo il meglio. Eccolo arrivare in Jonas, spaccata, beh, buonissimo 14esimo 14esimo con posto 35,06. per il tedesco del 97. E andiamo avanti con l'unico svedese in pista, Nord Edward. Chi è? Nord Edward, eccolo sulla Sì. doppia, classe 1995. Adesso è sul pianoro, sta cercando Sì. di Sì. spingere al massimo, vediamo sulle porte più angolate dell'ultimo pendio prima del traguardo. Eccolo che si appresta a chiudere, però siamo su tempi intorno 35-23, Io sono, sedicesimo. Complimenti comunque anche allo sono svedese. davanti al streaming televisivo, E per cui adesso andiamo fra avanti 10 con il minuti, mi puoi nostro chiamare fra un Combi quarto d'ora, Marco. 10 minuti, ti richiamo io. Ecco, allora io sono dall'altra parte, allora Combi vediamo un po' sta come risolvere il problema lei. una piccola incertezza Siamo, sulla doppia. sì, siamo al 44, ne mancano 10, aspetta un quarto d'ora, ti chiamo. Grazie. Vediamo il nostro azzurro sul muretto finale. Ha un po' di indecisione, però anche lui riesce comunque col 22esimo tempo a portare a casa la prima manche. Numero 45, Schneider Vito, Svizzera. Davanti, mette ben davanti le mani per essere sicuro di non colpire nulla, quindi vediamo un pochettino. Vedo che prosegue in maniera perfetta, quindi Vito si sta concludendo, anche lui sta concludendo la prova con 37,40, 25esimo. Andiamo avanti, il numero Intanto 40. ci segnalano sempre che il nostro Edoardo Frau ha vinto 6 coppe del mondo assolute, Mamma mia. quindi dal 2008, 2012, 2013, 16, 17 e 18, quindi abbiamo veramente un campione. Complimenti, vedo che siamo ben
collegati e ci danno le notizie fresche fresche, anzi importanti, che per noi così impariamo a conoscere i campioni di sport che spesso non arrivano. Purtroppo è uscito Martin, lo svizzero, non è riuscito a concludere la prova e siamo in partenza con il cecoslovacco Kasik Jan. Vediamo che prende la doppia e spinge anche lui. Si vede la differenza tra i primi e questi giovani atleti che incominciano ad avvicinarsi a questo divertente sport diverso dal solito, quindi direi che anche lui non è riuscito a concludere la prova, ha saltato una porta, quindi anche il ceco è fuori. Allora, abbiamo Blejanat Alberto, Italia. Bleinat Alberto, ecco qui, L'allenatore svedese. che si prende il sole, si è meritato sole. Alberto ormai è a metà del tracciato. Appassionati fotografi, appassionati di montagna si stanno sicuramente divertendo a vedere questi atleti che comunque sono fortissimi. Eccolo che conchiude al 28° posto con 37,87. Dà proprio l'idea di un equilibrio molto molto difficile da mantenere, precario e giusto alla forza delle loro gambe che riescono a stare su, perché gli sci sono molto corti. Ecco intanto Libardoni Nicolò, sempre italiano, 2002, giovane atleta. Vediamo che sta concludendo e conclude con 39,11, 32esimo. Bene, andiamo sempre più avanti, abbiamo adesso Martinelli Alessandro. Ultimi 7 concorrenti. Del 2002 anche lui, tutti atleti di primissima esperienza per quanto riguarda le gare di Coppa del Mondo, facenti parte della squadra federale della federazione, della FISI. Centro federale di Tambre con Umberto Sommavilla e Mauro Celentin, che sicuramente hanno voluto questa manifestazione e a giudicare dal risultato hanno fatto bene, perché l'organizzazione è molto buona, c'è il pubblico, è arrivato abbastanza numeroso. Ecco intanto è partito Andrea Binelli, sempre italiano, sempre un 2002, quindi tutto un gruppo di giovani atleti per quanto riguarda lo sci d'erba. Certo, la federazione in Tambre ha questa particolare pista che è praticamente aperta a chi vuole cimentarsi in questa attività. Tambre è un paese della provincia di Belluno, sull'altipiano del Cansiglio. Attenzione, peccato, Binelli è fuori, Binelli non ce è l'ha scivolata. fatta, è scivolato e non ce la fa a rientrare. Molto particolari, Igor, hai notato anche gli attacchi agli sci, che sono grosso modo 2 gancetti di metallo, anche se lo scarpone ricorda molto quello dello sci alpino, anzi penso che non ci siano No, però lo scarpone è proprio lo stesso, differenze. è lo stesso, e quindi lo scarpone, come le protezioni, sono le stesse. La particolarità, ecco, è partito Knugle Michael, Austria, abbiamo visto saltare proprio per darsi la spinta massima. Abbiamo visto che l'abbigliamento è esattamente lo stesso, le tute sono le stesse, c'è anche addirittura in arrivo la necessità di verificare che l'altezza
dell'attacco, del rullo sia sì. perfettamente come da regolamento, quindi è Sicuramente una ci sono cosa tutte le norme, tant'è che importanti per l'attività. Ecco che arriva Michael, ventunesimo molto 21esimo buono, con 26, 36 36 e e 24. 24. Allora abbiamo adesso Pavel Ivanek, Cecchia, il numero 53 che è già partito. Eccolo sulla doppia, il ceco, qualche Bene, aggiustamento di troppo forse. Vediamo come si comporta sul muretto, sulle porte più angolate. Eh, è un po' meno filante, però sta eccolo. portando anche lui a termine con 39 e 52, È uno dei 36esimo. tempi Allora, più alti fino Thomas adesso registrati. Jurek, Jarusek, Jarusek, anche lui Cecchia, lui 2003 come prima Pavel, penso che siano i più giovani in assoluto. sì, Eh, devo dire che sì, si, assolutamente, sono i due si più nota un giovani. po' più di incertezza in questi due atleti più giovani della Cecchia, però comunque complimenti per essere qui, per giocare le proprie carte. E sicuramente per abbassare i punti FIS che serviranno poi per le gare successive, Ed eccolo che è 30esimo, 37-97. una botta sulla mano, ma Niedum Davide, Italia 2001, si mette anche lui in partito leggermente più in difficoltà, compresso, lo vediamo un po' più rigido, un po' più, sì, incerto, però grosso modo adesso è nel piano. Vediamo che cerca di spingere i rulli. Eccolo sulle porte angolate che precedono l'arrivo. Eccolo, E un'impennata! ai, Attenzione, proprio a peccato. pochi centimetri, vediamo cosa. Torna su. No, l'ultima Riesce. porta è riuscito a chiudere, purtroppo Un cadendo po' l'ultima porta. amareggiato, lo Bene, vediamo. ultima Zimmermann Gianluca, Germania. È l'ultimo atleta della prima manche. Dopodiché vi diamo appuntamento all'una per un'altra telecronaca. In E diretta da intanto Cortina d'Ampezzo. vi saluta Igor Ghedina, Grazie, presidente grazie dello Sci Club. Giorgio, il responsabile per quanto riguarda i volontari della Fondazione Cortina 2021. Vediamo che Zimmermann sta saltando, inforcata. l'avevamo visto Sì. un po' troppo deciso nel tentare di Anche chiudere lui a poche e quindi porte, purtroppo adesso non lo danno conclude, 17esimo, ma non conclude sicuramente completamente verrà, la verrà sua prova. squalificato. Va Allora, bene, grazie agli ascoltatori. grazie Giorgio, noi ci vediamo alle 13 nuovamente in diretta per questa nuova manifestazione e la seconda prova di Coppa del Mondo. Come vedete gli atleti stanno scendendo per pulirsi i propri cingoli, i propri materiali perché siano pronti per la seconda manche e quindi da Cortina d'Ampezzo, da una giornata di pieno sole, invito tutti a salire le montagne dolomitiche, a vedere le bellezze e soprattutto la buona temperatura che ci dà la possibilità di stare al sole qui intorno e grazie a più tardi.